Bentornati per questa seconda revisione per analizzare e vedere un po' che cosa è successo nell'amichevole, seconda amichevole precampionato del Cagliari. E questa volta abbiamo sfidato il Catanzaro, club di Serie B che l'anno scorso ha partecipato anche ai playoff per salire in Serie A. Buona squadra, direi. Ci si aspettava magari la presentazione della prima squadra del Cagliari in occasione di questa amichevole, cosa che non è avvenuta perché il Cagliari ha giocato con la terza maglia, mentre il Catanzaro si è presentata con la classica maglia giallo-rossa. Il Cagliari, intanto siamo allo stadio Perucca di San Vincent. L'arbitro, ovviamente arbitro ufficiale, arbitro è stato Pairetto. Cagliari che si è schierato in campo a inizio partita con un 3-4-1-2 con Scuffetti in porta, Zappa, Vitesca e Luperto e 3 di difesa. Centrocampo a 4 con Zortea sulla destra, Adoppo e Marin centrali e Augello sulla sinistra, Felici dietro le due punte, Piccoli e la Padula, un modulo che poi vedremo durante la partita ha variato a seconda delle situazioni in campo. Il Catanzaro risponde con un 4-2-3-1 con Pigliacelli, Bonini, Pagano, Iemmello, non sono in ordine di formazione. Pigliacelli, Bonini, Pagano, Iemmello, Petriccione, Scognamillo, Pompetti, Brighenti, Piras, Compagnon e Biasci. Spicca ovviamente il cognome Piras nel Catanzaro. Piras è un ragazzo del 2004 di Decimo Puzzu, quindi sardo doc, un terzino destro. Quindi prima di iniziare volevo intanto ringraziare tutti quelli che si sono iscritti dopo il video del punto sul mercato, perché veramente vi ringrazio per aver seguito la mia richiesta di iscrivervi al canale per supportarlo e per permettermi di poter investire magari più tempo e più risorse per questo progetto. Per chi non l'ha fatto, io vi invito comunque a iscrivervi in modo da poter crescere sempre di più e poter magari portare anche qualche, chissà, qualche personaggio, chi lo sa. Sogno in grande, però magari poter intervistare magari qualcuno dell'ambiente prima o poi. Quindi, detto questo, la partita come si è svolta? Quindi diciamo che il primo sussulto arriva subito, il Cagliari si dimostra subito molto propositivo, molto offensivo, il pressing è ovviamente altissimo, come abbiamo già visto anche comunque nella partita contro il Como. Il Cagliari imposta la partita con un pressing, con tanta corsa, tanta intensità, ma a differenza della partita contro il Como, in cui abbiamo visto principalmente lanci lunghi e verticalizzazioni rapide, in questo match ci sono state ci sono sempre state le verticalizzazioni e i cambi di gioco, ma ci sono stati più anche dialoghi nello stretto, anche di prima, belle giocate. Per esempio proprio subito al quarto minuto una bella azione sulla destra con gli scambi tra Zortea, Adoppo Marin. La palla poi finisce in fallo laterale. Sugli sviluppi del fallo laterale la palla arriva al centro a Marin, che scodella in mezzo all'area, dove trova la Padula che insacca subito per l'1-0 del Cagliari. Subito 2 minuti dopo un'altra bella azione, questa volta sulla corsia di sinistra, con il cross di Augello che però è lungo. Al 15° si può notare come la formazione del Cagliari cambia a seconda ovviamente della situazione di gara. Infatti in fase di ripiego, quando la palla è circa sulla linea di centrocampo ed è in possesso del Catanzaro, il Cagliari si schieri con un 4-4-2. Man mano che il Catanzaro riesce magari ad avanzare, addirittura si scende al 5-3-2 con Zortea che scende sulla linea dei difensori. Zortea e Augello dall'altra parte ovviamente scendono sulla linea dei difensori, con Marin, Adoppo e Felici che si schierano a 3 a schermo della difesa. Mentre per quanto riguarda invece la fase di costruzione, tendono molto a scendere
Piccoli e la Padula per fare le sponde e lasciare spazio alle incursioni di Felici e Zortea sulle fasce. Quindi se verso il 15° circa c'è una bella apertura di Marin con il sinistro verso Augello, sul cross era ben indirizzato nella zona in cui risiedeva Piccoli, che però non riesce a incornare. Al 17° minuto c'è un'altra azione particolare, perché vediamo che sugli sviluppi di un'azione che proprio lo stesso Zappa smista sulla destra verso Zortea, vediamo proprio Zappa che prende il centro dell'area di rigore. Zappa, ricordiamoci che sta facendo il braccetto di difesa. Zappa prende il centro dell'area con Zortea che si trova raddoppiato, ma riesce a passare in mezzo ai due difensori subendo falle, guadagnando un ultimo calcio di punizione. Poi la punizione sarà battuta dalla Padula, sarà battuta un po' male, però è interessante vedere i movimenti che vengono fatti dai giocatori in queste partite. Infatti il fatto che Zappa prenda prima il centro del campo e poi addirittura arrivi da braccetto di destra della difesa a prendere il centro dell'area di rigore sono comunque movimenti importanti che vanno saputi fare, e il fatto che li stiano già facendo con i tempi giusti e nei momenti giusti, in modo da non lasciare anche scoperta la squadra, perché comunque uno dei due mediani poi va a coprire il braccetto che sale e si inserisce in area di rigore, sono movimenti decisamente buoni. Al 20° possiamo vedere una verticalizzazione di Luperto che va direttamente dal braccetto di sinistra, che è Luperto, verso il trequartista, che in questo caso è Felici, che si è messo veramente in mostra con degli ottimi movimenti. Infatti proprio al 22° Felici protegge bene la palla sulla tre quarti del Cagliari, riesce a scaricare verso Marin al centro del campo sulla tre quarti, che si porta al limite dell'area, scocca il destro, scocca il sinistro, non il destro, riesce Pigliacelli a parare, ma un'azione che comunque porta a un tiro in porta. Scusate la ripetizione, porta al tiro in porta. Veramente ben costruita. Finora, fino al 23° circa, il primo quarto di gioco, i migliori in campo sono stati sicuramente Marin e Felici, quelli che hanno portato più pericoli nella tre quarti del Catanzaro. Al 34° possiamo vedere il Luperto che addirittura in fase di pressing sulla costruzione dal basso del Catanzaro si spinge addirittura a pressare i due centrali di difesa, con Felici che scende a coprire proprio il braccetto di sinistra della difesa. Al 38° possiamo vedere un cross di Zortea dalla tre quarti che pesca Piccoli al centro dell'area di rigore, che incorna ma non riesce a centrare la porta di poco. Anche questa potrebbe essere una soluzione davvero interessante. Al 44°, ultima azione del primo tempo, c'è una progressione di Marin per vie centrali che poi sposta la palla sulla destra per Zappa, che allarga ulteriormente per Zortea, il cui cross poi viene deviato in angolo. Sul calcio d'angolo va Marin, il cross è sul primo palo, dopo riesce a colpire di testa ma non riesce a centrare la porta. Quindi va in archivio così sull'1-0 la prima frazione di gioco, una frazione di gioco in cui c'è stato praticamente solo il Cagliari, perché il Catanzaro non è mai stato pericoloso nella zona dell'area del Cagliari. Grande solidità anche in difesa, devo dire. Vitesca ha guidato decisamente bene la difesa del Cagliari, con Zappa che si sganciava molto spesso, ma con i mediani che andavano a coprire puntualmente bene le sue discese. Stessa cosa per quanto riguarda Luperto, che ovviamente la sua esperienza lo porta a comportarsi molto bene in queste situazioni, e soprattutto anche la conoscenza di Nicola come allenatore. Sono sicuramente movimenti che ha già avuto modo di discutere con l'allenatore e interiorizzare. Anche Zortea comunque inizia a mostrare qualche guizzo di qualità, a dopo decisamente meglio rispetto alla precedente partita, in cui i primi 10-15 minuti era completamente spaesato, poi è salito
ha progredito il livello della sua prestazione gradualmente, dopo in questa partita ha toccato molti palloni, molta fase molta interdizione, ne ha recuperati parecchi, ha avuto più un lavoro di recupero palla, cosa che ha lasciato la libertà a Marin di costruire e verticalizzare molto molto spesso, di spezzare il campo e di portare l'azione da difensiva a offensiva. Augello comunque dalla sua solita prova di grande corsa, grande voglia, anche con qualche guizzo di qualità sulla corsia di sinistra. Felici fa un po' la scheggia impazzita perché ha questa rapidità di gambe, questa rapidità anche nello stretto con la palla nei piedi, è arrivato anche con buona puntualità al tiro, non è mai riuscito a centrare la porta, ma comunque continua a mostrare delle cose decisamente che in prospettiva potrebbero migliorare molto. Piccoli e Lapadula, una coppia che sono riusciti a non pestarsi il piedi il più possibile, il che è già tanto per due attaccanti tendenzialmente simili come Piccoli e Lapadula. Sono entrambi attaccanti d'aria, anche se Piccoli magari tende un po' di più a scendere e costruire, mentre Lapadula è uno che magari punta più sulla verticalizzazione, però nonostante questo hanno anche agito insieme quando si sono abbassati per fare le sponde e costruire l'azione dal basso. Quindi, andato in archivio il primo tempo, di cui io assolutamente, per me i migliori sono stati Felici e Marin, senza alcun dubbio. Il secondo tempo il Cagliari ovviamente rivoluziona la squadra perché prova totalmente un'altra formazione. Il Cagliari rientra in campo con solo Scuffet, Vitesca, Zortea e Augello reduci dal primo tempo. Infatti i nuovi innesti porteranno a Scuffet in porta, Vitesca, Azidiakos e Obert in difesa, con Azidiakos a destra e Obert a sinistra. La linea di centrocampo sarà sempre Zortea e Augello, i due esterni, con i due centrali che saranno adesso Macumbu e De Iola, con Zito Luvumbo e Kingston Mutandua dietro l'unica punta Pavoletti. Quindi si passa dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1. Inizia il secondo tempo con un Catanzaro molto più aggressivo che spinge, ma già a 4 minuti e 30 Augello e Mutandua recuperano un bel pallone sulla sinistra che poi viene deviato in calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo di Augello, De Iola riesce a incornare sul secondo palo, ma la palla finisce sulle mani di Pigliacelli. Al sesto minuto arriva la prima azione pericolosa del Catanzaro della partita, riesce ad arrivare al tiro, Obert riesce poi a deviare in calcio d'angolo. Il Cagliari va un attimo in difficoltà su questi due angoli consecutivi, poi alla fine riesce Mutandua a liberare e alleggerire la pressione subendo fallo nella propria area di rigore. Sul rovesciamento di fronte, quindi all'8° minuto, Augello riesce a spizzare questa palla di testa che va verso il fondo, riesce ad arrivare Mutandua, che riesce ad accentrarsi e scoccare un tiro molto simile all'azione che aveva portato al suo primo gol e unico per ora gol in Serie A contro la Fiorentina. Riesce ad arrivare al tiro con Pigliacelli però che riesce a deviare in calcio d'angolo. Al 9° minuto, un minuto dopo, ancora Mutandua, stavolta che però arriva sul fondo, riesce a crossare dall'altra parte. Zortea riesce a appoggiare sul secondo palo, riesce ad appoggiare verso Luvumbo, che però non riesce ad arrivare prima del suo avversario sul pallone per andare al tiro. L'asse di sinistra tra Augello e Mutandua regala spettacolo perché si trovano alla grande. Mutandua sembra in forma sbagliante, corre su ogni pallone e ha sempre il guizzo che riesce a portare l'azione verso l'area avversaria. Al 14° minuto arrivano i cambi anche ovviamente per il Catanzaro, ne fa 6 in una volta e infatti subito appena entrati in campo i nuovi innesti, tra cui Puntisso, che conosciamo essere stato all'Udinese, entra anche Antonini, lui che è stato al Cagliari. Se non sbaglio in questo slot di cambi entra anche Krajinc, che ricordiamo essere stato a Cagliari nella stagione 2015-2016, l'anno della Serie B.
appunto Pontisso subito crea scompiglio, portando a casa un calcio d'angolo sulla cui poi battuta Bonini resta da solo sul secondo palo, riesce a colpire di testa, ma la palla finisce di poco al lato. Al 16° escono anche gli ultimi tre giocatori di movimento superstiti del primo tempo, quindi escono Vitesca, Zortea, Augello, per lasciare il posto a Azzi, che prende il posto di Augello sulla sinistra, Veroli che prende il posto di Vitesca al centro della difesa, Zortea che esce e lascia il posto a Jakub Jankto. Al 19° Kingston va via sulla sinistra, subisce fallo sulla punizione che ne scaturisce poi dalla tre quarti, batte Jankto, Pavoletti stacca di testa, non riesce a inquadrare la porta, infatti la palla balla circa sul lato sinistro dell'area piccola, arriva a Luvumbo che prova a rimettere dentro il cross in rasoterra, la difesa del Catanzaro riesce a liberare. Al 20° imbucata di Luvumbo per Azzi che arriva sul fondo, riesce a crossare, la difesa devia rischiosissimamente in calcio d'angolo, infatti con un colpo di petto la palla addirittura scheggia la traversa, un tentato autogol, un attacco kamikaze. Al 26° succedono due cose. Intanto c'è l'esordio di Allen Sherry con la maglia del Cagliari, che prende il posto di Scuffet, che potrebbe essere anche alla sua ultima apparizione con la maglia del Cagliari, visto le voci che lo vogliono al Milan al più presto, e vengono anche invertiti Luvumbo e Kingston, quindi Luvumbo passa dalla corsia di destra alla corsia di sinistra e Mutandoa passa a destra. Al 28° fanno gli ultimi 4 cambi il Catanzaro. Un minuto dopo Luvumbo parte circa dal centro del centrocampo, parte dalla sinistra, si accentra, porta la palla sino al tre quarti di destra del campo, scarica Perazzi che riesce ad andare al cross, Pavoletti in mezzo all'area da solo, ovviamente di testa, è una sentenza e firma il 2-0. Al 31°, primo infarto con la maglia del Cagliari per Allen Sherry, che tenta di uscire con la palla verso il trequartista o l'esterno, in questo penso fosse per Luvumbo la palla, rasoterra in uscita, palla che viene intercettata da un giocatore del Catanzaro che riesce ad arrivare al tiro, deviato poi in angolo. Sul calcio d'angolo c'è un po' di confusione in area, ne scaturisce un altro calcio d'angolo, stavolta però sugli sviluppi del calcio d'angolo Sherry riesce a bloccare. Al 34° si può notare come Veroli sia abbastanza in difficoltà a ricoprire il ruolo di difensore centrale, mentre Obert invece si trova molto bene a fare il braccetto di sinistra. Al 36° c'è un altro calcio d'angolo per il Catanzaro con Sherry che stavolta riesce a uscire dall'alto del suo 1,92 m, riesce a uscire e allontanare. Negli ultimi minuti il Cagliari inizia un po' a calare a livello di condizioni fisiche, infatti il Catanzaro ha molta più spinta, riesce a creare anche qualche occasione con Sherry che comunque riesce a bloccare a terra questo tiro. Comunque il Cagliari vede anche un po' la parte di gestione del risultato. Il Cagliari comunque in vantaggio per 2-0, manca circa 5 minuti, il Cagliari prova a gestire e a vedere come funziona la gestione del risultato. Arriva anche un altro grande occasione, forse la più grande occasione della partita per il Catanzaro, che è anche l'ultima azione degna di nota della partita, con il cross dalla sinistra verso il centro dell'area in cui si trova proprio Antonini, che ha fatto parte del vivaio del Cagliari, che colpisce di testa tutto solo davanti a Sherry, ma la palla supera la traversa di pochissimo. Poi niente, la partita scivola verso i titoli di coda. Che dire. Allora, intanto un Cagliari abbastanza più leggero, con più gamba. Sicuramente il migliore in campo del secondo tempo è stato Mutandoa, Jankto non pervenuto,
Veroli molto in difficoltà fuori il ruolo, ma per il resto comunque Azi lo conosciamo, ogni tanto c'ha i suoi spunti. Luvumbo, diciamo, mi sarei aspettato qualcosa di più, non è riuscito a incidere, però molto bene Mutandois, molto bene, ha preso letteralmente la scena. Non so se sia veramente il caso di mandarlo in prestito per farlo giocare o tenerlo a questo punto, perché se allora, le qualità ha dimostrato di averle, non conosciamo come sia il giocatore poi sul lungo periodo, però la finestra di mercato, cioè a gennaio, sta riaprendo volendo, quindi tu 6 mesi lo puoi anche tenere in prova e poi mandarlo via a gennaio nel caso, più che andare a comprarne un altro di attaccante o di comunque giocatore offensivo. Però al primo tempo sicuramente i migliori Marin e Felici. Marin e Felici, che Felici ovviamente un nuovo innesto rimarrà, ma Marin, se dovesse rimanere, sarebbe davvero un valore aggiunto per la squadra. Poi ovviamente è una partita che è stata giocata contro una squadra di Serie B, quindi era normale che il Cagliari mettesse alla prova un po' più la fase offensiva rispetto alla fase difensiva, che è stata più messa alla prova contro il Como. Anche se c'è da dire che contro il Como il Cagliari non è che abbia fatto tutta questa figuraccia, perciò mentre oggi il Cagliari ha fatto una buona figura. Ovviamente non è finita in goleada, perché anche il Catanzaro comunque c'ha una buona squadra, non è che è una squadretta, cioè ha una buona squadra per la Serie B, perché comunque dopo i risultati dell'anno precedente il Catanzaro sta cercando di fare la squadra per tentare la risalita in Serie A. Quindi c'è da dire che è una prova positiva sicuramente, che ha lasciato tanto a Nicola, nel senso che sta continuando a provare diversi metodi di gioco, diversi moduli, cambiando gli interpreti, sta provando a cambiare anche l'approccio alla gara a seconda di chi si trova di fronte, cosa molto importante che faceva anche Ranieri molto bene, e quindi modificare e modellare la squadra anche a seconda dell'avversario che si affronta. Perciò si può dire che può essere un test sicuramente positivo. Si arriva con sicuramente tante più certezze, con tante più cose su cui lavorare per arrivare poi il più pronti possibile all'esordio in campionato contro la Roma il 18 agosto. Quindi mancano esattamente 19 giorni, 20 giorni all'esordio. 3 settimane in cui il Cagliari può veramente sia affondare e puntellare la squadra nei punti in cui è carente, quindi un difensore centrale destro, di piede destro, un attaccante sicuramente, come minimo un attaccante, più Gaetano che dovrebbe arrivare a breve. Quindi, e poi ovviamente deve formalizzare le cessioni, perché non è che si può andare a giocare con 30 giocatori in rosa. Quindi ci sono 3 settimane prima dell'esordio in campionato, poi ci saranno anche altri ulteriori 10, 12, 2 settimane per tentare di sistemare la squadra anche con gli ultimi colpi di mercato. Quindi io auguro al Cagliari di continuare a lavorare bene e seriamente come sta facendo, cercando di non prendere delle cantonate dal mercato, né in uscita né in entrata. Non posso dire che mi fido della società, perché la fiducia non se la sono sicuramente guadagnata al 100%, però le provano le cose. Non è una società immobilista, mettiamola così. Non stanno fermi, non sono diciamo, non lasciano nulla al caso, ci provano comunque a fare tutto quello che è necessario. Quindi speriamo che vada bene, che la stagione possa iniziare nel migliore dei modi, con le 4 partite in casa nelle prime 5, e che la squadra comunque assimili al meglio le richieste di Nicola sul piano del gioco, perché
se il Cagliari dovesse giocare come ha giocato oggi, ovviamente gli avversari non saranno dello stesso calibro del Catanzaro, saranno sicuramente almeno 1 o 2 gradini più in alto, però se il Cagliari dovesse riuscire a prendere il gioco che sta cercando di proporre e assimilarlo nel modo migliore, in modo che siano automatici i movimenti, che le verticalizzazioni avvengano come abbiamo visto anche succedere oggi, cioè che si salta proprio la fase di gestione della palla, nel senso, in interdizione la palla la verticalizzano subito, non aspettano di farla girare o costruire il gioco per forza. Cioè, se la palla ti arriva e tu hai la verticalizzazione pronta, il Cagliari verticalizza adesso, che è una cosa molto importante. E oggi non abbiamo visto neanche Prati in campo, che ha fatto il lavoro personalizzato. Che Prati forse è uno dei migliori interpreti che ha il Cagliari per verticalizzare immediatamente il gioco. Pertanto sono fiducioso, sono curioso di vedere la prossima partita contro il Modena. Sabato poi scopriremo anche chi sarà l'avversaria del Cagliari nel primo turno di Coppa Italia. L'avversaria del Cagliari uscirà tra la Carrarese e il Catania. Sabato vedremo chi sarà l'avversaria del Cagliari. Quindi niente, per il momento ci fermiamo qui. Noi ci vediamo domenica con Cagliari Calcio Story, con la stagione 99-2000 e la retrocessione in Serie B con Tabarez e Ulivieri. Ringrazio tutti quelli che sono arrivati a questo punto del video. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, a condividerlo se vi va. E niente, ciao.